Quarta corsa, premio Autovanti, è una condizionata per femmine di 3 anni, sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 1. Lo schieramento: 2 Allegra Ok, Davide Nuti, 3 Giulianova, Antonio Greppi, 3 Americ Clemar, Roberto Andraghetti, 5 Andrea Spritz, Andrea Farolfi, 6 Ariel Thor, Sandro Miraglia. In seconda fila 7 Abigail, Flavio Martinelli, 8 Ale degli Ulivi, Vincenzo Luongo, 9 Aspinau, Maurizio Cheli, 10 Archidamia, Alessandro Gocciadoro. Buono lo schieramento. Stacco della macchina, veloce Giulianova, cerca di scavalcare Allegra Ok. Alla fine riesce la manovra Antonio Greppi. Poi a largo anche Andrea Spritz, poi Americ Clemar in terza posizione a precedere Abigail. Arriviamo al paletto dei 200 metri lottati in 14,4, insiste Andrea Spritz e alla fine passa l'allievo di Andrea Farolfi e conduce davanti a Giulianova. Poi la Saura Allegra Ok. Intanto arriviamo al paletto dei 400 metri in 28,6 di slancio per la figlia di Ken Marketing, ha preso buon vantaggio, ora cerca di graduare il ritmo Andrea Farolfi con l'allieva di Andrea Sarzetto, mentre avanza all'esterno Archidamia con Alessandro Gocciadoro. 600 in 44,6, ora leggermente fermato un po' la femmina, ma Archidamia avanza al largo, si trascina Ariel Thor, poi al largo anche Ice Minau. Il giro percorso in 59,8, 15,2 la frazione qui davanti alle tribune, con Archidamia che avvicina Andrea Spritz, sempre in seconda posizione Giulianova, a precedere Allegra Ok, poi al largo anche sempre Ariel Thor, chilometro in 1,14,7, allunga Andrea Spritz, viene preso un po' in velocità Giulianova che cerca di riprendersi, ora Archidamia è ancora all'esterno ma si prova a riorganizzarsi, anche Giulianova rientra al pari di Allegro Ok, ma Andrea Spritz prosegue molto veloce al comando, cerca di mettere in difficoltà Archidamia che è all'esterno. Andrea Spritz e Andrea Farolfi sono in vantaggio a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo, cerca lo stacco Andrea Spritz ma non si dà per vinta Archidamia che cerca ancora di avvicinarsi, ma Andrea Spritz ha preso buon vantaggio e viene a vincere Andrea Spritz davanti a Archidamia, mentre filtra terza la Saura Allegra Ok con Davide Nuti. Vittoria quindi in percorso di testa per Andrea Spritz, la figlia di Ken Marketing, la quota di 6,05, Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto, la scuderia Samantha e Giulia in un bel percorso di testa. Vengono a battere la favorita Archidamia che comunque è valida seconda dopo percorso esterno. Al terzo Allegra Ok.